Impossibile pensare a una vaccinazione con i seri Pfizer, BioNTech o Moderna, ma le farmacie stanno pensando alla somministrazione di vaccini di più facile conservazione, da stoccare in modo simile al vaccino antinfluenzale o antitetanico. Pensano al futuro le farmacie che mettono a disposizione della collettività il loro bagaglio di competenze. In questo momento stiamo facendo un'indagine nel Veneto, come quella della Lombardia, per mettere a disposizione le nostre farmacie e nel caso, e speriamo che sia una questione che viene ben accettata come i tamponi, per fare la vaccinazione di massa. Un'iniziativa che arriva a poco più di un mese dall'avvio della campagna di somministrazione di test rapidi antigenici. Siamo partiti noi il 5 di gennaio, come prima cosa siamo arrivati solo nella mia farmacia, siamo già arrivati a 270 tamponi, senza calcolare quelli di oggi che siamo già a livelli di 20-25 persone. Un bilancio esteso alle 15 farmacie della sigla sindacale che hanno aderito all'iniziativa. 2.400 i tamponi eseguiti, 26 pazienti positivi e asintomatici intercettati dai test i cui dati sono tracciati e inseriti nella piattaforma regionale.